Una chiesa gremita, un silenzio profondo e il dolore che si leggeva sui volti di chi con passo lento e sguardo basso entrava per l'ultimo saluto a Emma Cadelli. All'interno l'atmosfera era carica di commozione, con composizioni di fiori bianchi disposte lungo l'altare e corone sistemate con cura a testimoniare l'affetto di chi ha voluto renderle omaggio. Al centro la bara, adornata con rose rosse e rosa, e un cuore bianco di pietra, simbolo dell'amore che la accompagnerà per sempre. Un'intera comunità si è raccolta per stringersi attorno alla famiglia in un clima di dolore composto e silenzioso. Nessun rumore ha interrotto il momento, solo il passo lento del corteo e il suono dell'organo che ha accompagnato l'uscita della bara dalla chiesa. Il dolore era ovunque, nei volti segnati dalla tristezza, negli abbracci stretti senza bisogno di parole, in un'assenza che ha lasciato tutti senza fiato. Emma Cadelli, ventenne, originaria di Roveredo in Piano, era una studentessa brillante di chimica all'Università a Parigi. Nel 2020 era stata premiata come studente dell'anno al Collegio Pio X International di Treviso, a testimonianza della sua determinazione e del talento che l'aveva portata a costruire un futuro promettente. Un futuro che si è interrotto troppo presto, nella mattinata di mercoledì 26 gennaio, quando un malore l'ha strappata alla vita. I genitori, preoccupati per il suo silenzio, avevano tentato più volte di contattarla, finché il custode del campus ha fatto la tragica scoperta. Emma lascia il papà Stefano, dirigente della polizia ferroviaria, e la mamma Barbara. Nel giorno dell'addio il dolore si è fatto collettivo, condiviso da chi l'ha conosciuta e da chi, anche senza averla mai incontrata, è rimasto colpito dalla sua storia. Il ricordo di Emma resterà vivo nel talento che l'aveva resa speciale, nella passione con cui seguiva i suoi sogni e nell'amore di chi oggi la piange con il cuore spezzato. Ecco, sorella Emma, il suo corpo è qui, che ci sta dicendo la verità di tutti noi, che nessuno sarà escluso di questa morte corporale, ma la sua anima e il suo spirito vivano nella luce di Dio.